Ciao Luca. Ciao, Luca Primiani, di dove sei? sono Arpolo Parma, ho 20 anni e come l'anno scorso... Quanti anni hai? 20. Te ne davo di più. Vabbè. Oh beh, scusa. Pensavo Però un po' più di insomma, esperienza. cosa che ti dica. E, è il secondo anno che partecipo alle selezioni, non le ho fatte qui l'anno scorso. E Dove le hai fatte? Si può dire? a Rivanazzano Terme, In che scuola? Nine Bar. È sponsor dell'evento, quindi si può dire. Vabbè. E poi la scuola dei campioni, si deve dire. Eh sì, Anche Chiara è passata da nei bar. tutti, più o meno. Più o meno tutti, bravo. Sei carico? Hai Sì, tutto pronto? tutto pronto. Oh, io ti lascio la tua gara allora. grazie. Bravo. Ah, eccoli i disegni. Luca ha appena cominciato, ha presentato i suoi due cappuccini, li abbiamo appena visti a monitor. E ci sono 6 minuti di tempo, non di più. L'ultimo concorrente di oggi, Luca Primiani. Non è facile essere l'ultimo concorrente come non è facile essere il primo. Il primo dice sempre, cavolo, tocca a me. E l'ultimo deve aspettare tutta la giornata. Abbiamo in fila un Giuseppe Fiorini, un Valvo, due concorrenti di oggi che stanno tre. Ce ne sono altri. Federica, Ciacciarelli dalla team. Primi due cappuccini serviti in free pouring. Sono passati 3 minuti. È a metà gara. È la prima volta che mi capita di dire oggi, dopo 3 minuti, è a metà gara. Vediamo il tempo finale.
Chi è che vuole l'altro cappuccino? Cinque minuti adesso, manca un minuto. Questa tecnica oggi non l'abbiamo ancora vista, questa tecnica. Ne abbiamo viste tante di bellissime, ma questa no. È un disegno centrale con un vortex, un vortice sotto la tazza. Poi ci spiegherà meglio Luca cosa ha fatto. 5 secondi. 6 minuti in questo momento. Ricordo gli sponsor di oggi, in ordine di locandina: Street Coffee School, Nine Bar Academy Design, Isto Caffè, IMS, Dancap, Pulicaf. Ecco che Luca ha terminato la sua competizione. 6 minuti e 16. Uno dei pochi che è riuscito a terminare poco dopo i 6 minuti. Luca, com'è andata? È andata bene, pensavo di metterci di più. Io pensavo tu ci mettessi di meno. No, così. Ci sono 6 minuti. Cosa volevi metterci? No, ma ho avuto un attimo di sbandamento. difficoltà. Beh, non l'ho visto, quindi non era importante, insomma. Cosa ti aspetti da questa gara, Luca? Secondo te hai visto tutti gli altri, dai concorrenti qua davanti, le due ragazze? Cosa ti aspetti? Una scelta difficile. Ti vedi sul podio o ti vedi giù dal podio? Il podio, siete in 9, il podio è fatto da 3 persone. Spero sul podio. Spera sul podio. Gli fate un applauso ancora a Luca, si è fatto un viaggio da Parma a qua. Grazie Luca, sistema pure la tua prestazione, grazie.